Contraffazione perché al centro grossisti di Padova i commercianti hanno deciso di dichiarare guerra all'illegalità diffusa, a loro dire del vicino centro ingrosso Cina, coinvolta in questa battaglia anche la regione. Guardi, la sana concorrenza è sempre stata un grande stimolo per il mercato e può continuare ad esserlo, indipendentemente dalla nazionalità da cui proviene. È ovvio che questa sana concorrenza è sana solamente se i presupposti sono gli stessi per entrambi. Il problema è quello delle regole e le aziende del centro grossisti di Padova non ci stanno più. Chiedono un'azione coordinata per difendere e valorizzare una struttura sorta nell'85 e che conta una cinquantina di aziende che danno lavoro a circa 600 persone. Ma difenderla da cosa? Dal contiguo centro ingrosso Cina, la cui concorrenza è pressante e dove, sostengono, si lavorerebbe spesso in sprezzo alla legalità. Sì, è in atto veramente una guerra perché i cinesi con la loro concorrenza sleale, il lavoro nero, ci arrecano dei danni irreparabili. Così hanno invitato ad un incontro e una visita l'assessore alle politiche del lavoro Elena Donazzano. Che cosa si può fare concretamente? Su due fronti. Il primo è un sostegno chiarissimo rispetto alle esigenze di questi operatori. Dall'altra una lotta, ma questa qui sì, tolleranza zero nei confronti della concorrenza sleale. Qui a Padova è drammaticamente evidenziata da tutto il mercato cinese. Al successivo e partecipato incontro ho presentato anche un decalogo per il commercio nel segno della legalità. Come presidente dell'Ascom ha mai contattato o siete stati contattati dai commercianti cinesi? Guardi, noi quando è nato l'ingrosso Cina abbiamo chiesto a questi signori di venire in Ascom, firmare un protocollo d'intesa con noi, sono venuti ma non l'hanno firmato, sono spariti. Parliamo adesso di iniziative anticrisi come quella della parrocchia di Cristo Risorto a Padova che ha deciso di trasformarsi in pizzeria. Parrocchiani